Continuano gli appuntamenti della campagna di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto verso le persone anziane contro le truffe. Dopo i due appuntamenti precedenti, uno alla chiesa di San Leone, l'altro quello di Villa Seta, Madonna della Catena, ieri sera è stata la volta della sede di Confcommercio Agrigento. Il progetto Io non ci casco è stato finanziato dal Fondo Unico di Giustizia del Ministero dell'Interno, sviluppato dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Agrigento, diretto dall'assessore Marco Bullo, e che ha lo scopo di fornire consigli utili di prevenzione e contrasto verso le truffe agli anziani. L'iniziativa ha visto coinvolta una platea di anziani dell'associazione 50 e più di Confcommercio, con in testa il proprio presidente provinciale Calogero Collura. Purtroppo la solitudine è il terreno fertile in cui si sviluppano le truffe, i raggiri. Da questa consapevolezza è nata l'idea di un progetto informativo per aiutare i nostri anziani a tutelarsi dall'odioso fenomeno delle truffe. Quindi l'introduzione ai lavori del vicepresidente provinciale di Confcommercio Agrigento Geroniesi, l'intervento dell'assessore alle politiche sociali Marco Bullo, si sono susseguiti quelli in rappresentanza delle forze dell'ordine, il comandante della compagnia dei Carabinieri di Agrigento Anna Maria Putortì, il comandante della Guardia di Finanza Massimo De Vito, il commissario della Polizia di Stato Angelo Convitto, l'assistente capo della Polizia Postale di Agrigento Salvatore Capraro, e ha concluso l'incontro Teresa Urso, psicologa e responsabile del progetto del Comune di Agrigento. In Confcommercio Agrigento, ha dichiarato Geronesi, vicepresidente provinciale, vi è stato un momento di confronto importantissimo per il quale va la nostra gratitudine a chi ha ideato questo progetto, che va a favore di una fascia fragile, particolarmente vulnerabile e troppo spesso poco attenzionata come quella degli anziani, ma alla quale dobbiamo tantissimo. Grazie quindi ai rappresentanti delle forze dell'ordine oggi presenti per il lavoro che ogni giorno svolgono con passione, dedizione e difesa a sostegno della nostra comunità.